Buongiorno a tutti, io sono Ivan Bortolin delle Meetup di Udine e oggi sono qui a Tarvisio perché andrò a video recensire la famosa ciclovia Alpe Adria. Ecco, sono un piccolo appunto, sono salito su a Tarvisio utilizzando il treno e oggi ho avuto la piacevole esperienza di vedere un treno carico di biciclette e di famiglie. Erano circa 40 biciclette che erano veramente sparse per i corridoi del treno, giusto per dire che anche la via ferrata e le due ruote portano turismo e non solo le automobili. Ok, allora la ciclovia Alpe Adria dovrebbe collegare l'Austria e Slovenia, passando appunto per Tarvisio, poi Chiusaforte, Gemona e giù Buia, Udine, e dopo da Udine continuare fino a Grado. Dovrebbe collegare perché purtroppo ora non è completata per tutta la sua lunghezza io oggi andrò a vedere soltanto il collegamento tra Tarvisio e Udine per circa un centinaio di chilometri. Teoricamente da Tarvisio fino a Moggio dovrebbe essere completata, però siccome ci sono dei lavori di realizzazione di un tunnel come vedremo successivamente, tra Dogna e Chiusaforte la ciclovia viene chiusa per motivi di sicurezza, e comunque anche da Moggio fino praticamente a Buia non esiste un tracciato sicuro, cioè dedicato alle biciclette, però vedrò di seguire vie secondarie e di usare il meno possibile la statale, che oltretutto è una via molto trafficata e molto pericolosa. Quindi non mi resta altro che salire in bicicletta e incominciare la mia discesa verso Udine. Buona giornata. The blissfully